Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del riallineamento del peso, perché ci sono molte persone che purtroppo per scelte, per lo stress, per situazioni, per il Covid, che sono state chiuse in casa, magari hanno dovuto in un certo senso rallentare il metabolismo, non muoversi, non andare in palestra. Insomma, con questo periodo di 2 anni alcune persone purtroppo hanno in un certo senso messo qualche chilo, qualche etto di adipocidi in più intorno al corpo. E quindi mi contattano, vogliono la parolina magica per dimagrire, ma non esiste nulla di tutto ciò. Esiste però uno stato mentale in cui ci può aiutare a incominciare a capire che bisogna mangiare di meno, bisogna chiudere la bocca. Io vi posso spiegare alcune metodologie, però voi poi dovete chiudere anche la bocca, e cioè mangiare leggermente meno. Ricordo che un chilo di adipociti, per poterlo costruire, il corpo alto 1,75 m di media ha bisogno di 7.000 calorie. Quindi è chiaro che ogni volta che noi, oltre le nostre calorie giornaliere, mangiamo nel corso del tempo 7.000 calorie in più, il corpo immagazzina per i tempi di crisi 1 chilo di adipocidi, che sono poi i grassi. Quindi la prima regola importante è riuscire a capire che aver troppa energia, se non si consuma, fa male alla schiena, fa male ai piedi, fa male alla muscolatura, fa male allo scheletro osseo, fa male al cervello, perché in queste lipocidi ci sono anche le tossine. Quindi cosa vi consiglia Marietto? Prendete questo circuito, fate un intento, magari se per voi con la parola Pippo Pluto incomincio a pensare a mangiare di meno o incomincio a pensare a guarire il tuo fisico o incomincio a pensare a aumentare il metabolismo. Dopo un mese attivate la Losange per spararlo su di voi, se è per voi, potete farlo anche per un'altra persona. Magari se vedete che il figlio di un vostro amico è obeso perché a 10 anni è sempre attaccato alla PS4, non riesce a muoversi, se volete aiutarlo, potete aiutarlo anche in questo modo. Questo è un metodo semplice. Anche, serve anche questo circuito per togliere dalla casa energie negative, energie di cibo, energie di voglia di mangiare, energie di abbondanza, non abbondanza, di ricchezza di cibo, che l'abbondanza è giusta, ma la ricchezza di cibo poi porta ad avere un corpo squilibrato. Povertà di qualità di cibo anche e ricchezza di cibo anche, ci vuole abbondanza, la cosa giusta. Quindi questo fa tornare le energie negative al vostro vicino, o vicino nel senso a quello che vi ha mandato o vi ha costretto o vi ha limitato ad avere un fisico in forma sana. Dimagrire si può, dimagrire non è difficilissimo. È chiaro che se volete un consulto per attivare alcune strategie anche alimentari, perché ci vuole anche un piano alimentare, non bastano solo i circuiti danno quella scintilla, ma poi ci vuole un piano alimentare, capire com'è il nostro metabolismo, fare delle passeggiate, attivarsi in certe direzioni, perché dal nulla non viene giù nulla gratis. E se Dio ci dà il vento, le vele poi le dobbiamo attivare noi. Quindi per tutte quelle persone che fanno fatica ad alzarsi alla mattina, andare a lavorare perché sono sovrappeso, a tutte quelle persone che fanno fatica anche a lasciarsi le scarpe, il Marietto dice si può riallineare il peso. I circuiti sono una parte, ma anche una buona alimentazione con con le giuste proteine, vitamine e carboidrati, si può. Certamente poi ci sono vari livelli per poter raggiungere degli obiettivi, chi più, chi meno, ma poi questo viene valutato tramite un'indagine a raggi stessi. Bene, cari amici, grazie e alla prossima, ciao.